Prosegue a Rapallo la maxi organizzazione per spostare le barche affondate e quelle spiaggiate a seguito della mareggiata di fine ottobre. La prossima settimana saranno portate via le imbarcazioni arenate in zona spiaggia dei Cavallini in orario notturno per non intralciare la viabilità. Da Rapallo andranno a Recco via Aurelia e poi sulla A12 verso i cantieri. Entro Natale via il 90% delle barche, è un'ipotesi plausibile? 90%, 80% in maniera credibile, tempo permettendo, è un lavoro enorme. Pensate che sono state rimosse più di 170 imbarcazioni, giusto per parlare di due numeri. Certe imbarcazioni devono essere trasportate via mare con un'organizzazione molto particolare. Ogni barca ha una storia a sé. L'obiettivo della settimana prossima è quella, in un angolino della passeggiata mare, riuscire a rimuoverne, pensate, 7 in un colpo solo, in 7 giorni, facendo tutto un cronoprogramma anche per quanto riguarda poi la viabilità. Un lavoro H24, posso dire, da parte dell'amministrazione, non solo per rimuovere queste barche, ma per immaginare una città diversa. Sono abbastanza soddisfatto del lavoro fatto e convinto che riusciremo a dare delle risposte importanti per il periodo pasquale. Questo è l'obiettivo. Sempre per quanto riguarda il ripristino della passeggiata c'è il maxi cantiere per la posa delle tubature legate al nuovo depuratore che ad oggi si è dovuto fermare, ma che ad una prima indagine sembrerebbe non aver subito danni gravi. Adesso nei prossimi giorni partiranno anche le videoispezioni dei tubi già posati nuovi, ma direi che danni non ce ne sono stati. Adesso, appena finita la rimozione di queste barche, che il nostro obiettivo è farlo prima di Natale, ripeto, sempre condizioni meteo permettendo, ripartirà anche il lavoro del depuratore con tutte le tempistiche previste. Quindi potrebbe subire qualche leggero rallentamento rispetto alla tabella di marcia che vi eravate dati all'inizio? Direi di no, perché comunque era una previsione di sospensione del cantiere per le festività natalizie, quindi diciamo che recupereremo. Sul depuratore non dovrebbero esserci grossi ritardi.